Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, ottavi di finale del torneo olimpico di calcio, Gran Bretagna, Italia. Vai ragazzi. Finora le Olimpiadi stanno andando abbastanza bene, siamo secondi nelle medagliere, primo gli Stati Uniti con 9 ori, poi ci siamo noi a 6. Poi vabbè, Corea del Sud a 4 e Giamaica a 3. Però non vedo possibili altre medaglie per queste due nazionali. Semmai devono un po' rifarsi Russia e Cina, che finora, e anche Gran Bretagna che ha solo un oro, addirittura Francia a 0. Le Olimpiadi sono partite di botto, cioè Stati Uniti veramente sono insuperabili nelle Olimpiadi, non c'è niente da fare. Borini, ricordiamo che il livello di difficoltà è il penultimo e sono 5 minuti. Borini, porca Eva, dai che sbaglia, dai che... Ragazzi, ho scelto PES perché ha più nazionali, cioè io con FIFA ero molto più tranquillo anche nella vittoria, però questo, tutte le nazionali, come quasi tutte, visto che faccio un torneo olimpico avevo bisogno di più nazionali. Vai cassa. Il talento di Barivecchia, grandissimo Cassano, vede Criscito, che lancia Giovinco, la mosca atomica sbaglia. Lennon, Rooney, Borini, Lescott, Ashley Cole, Danielone De Rossi, Nocerino, Gerard, scusate, un po' in vaneggio comendiano, Pirlo recupera, buono. Vai Borini, porca troia. Faccio fatica con PES, sono troppo abituato con FIFA ormai. Miller, Ashley Cole, James Miller, Borini, lento, Borino, lento, oddio Bruce Wayne Rooney, come l'ho ribattezzato io, mamma mia, buon tiro di Rooney. Dai Buffon, dai ragazzi, pochi gol, solo 2 col Belgio, veramente. Rooney per Andrea Pirlo. Pirlo riparte a Balotelli, Marietto per Giovinco lento, Dio Cristo, lento, Madonna santa, basta, muoveve. De Rossi, dai ragazzi, vabbè, Madonna, Madonna. Oh, Giovinco, la mosca atomica, Giovinco entra in aria, di rigore. Ma vai in straculo da tua madre. Ah, Dio santo. Dai che io voglio una medaglia alle Olimpiadi, non esiste che nel calcio non becco la medaglia. Bravissimo, grande Claudione. Di Natale per Giovinco. A Mario. Vai Marietto, all'ultimo secondo, facci cantare Marietto. Oh, ma un possibile rimpallo a mio favore, ma quanta sfiga! Oh, Dio Christiansen. Di Natale per Criscito. Finisce il secondo tempo, si vai supplementari. Danielotto, Giovinco, Marchisio, dai Fiorenza, Lennon, vai Andrea, ma andate a fare in culo allora, no, dillo. Giovinco, Chiello, Marchisio, in profondità per De Rossi, fuori gioco, se l'era anche mangiata. Madonna, i rigori subito agli ottavi. Ha trovato una squadra ostica perché c'erano squadrette, però porca miseria.
Ai ai ai, James Miller. Bonucci la prende. Bravo. Finisce nel primo tempo supplementare. Secondo tempo. Di Natale. Vai di Natalone. Cazzo, numeracci di Natale. Dalle in mezzo per Marietto. Marietto, gol! Balotelli, siamo sopra al secondo supplementare. Grande Marietto. 1-0. 1-0, i quarti sono più vicini. I quarti sono un po' più vicini. Grandissimo gol di Marietto. Balotelli che lancio per Di Natale. Tira. Non ci credo. Potevo chiuderla qua. Che pippoide che sono. Dai che li sbattiamo fuori sti pirati inglesi di merda. Dai che tiriamo. Abate, grandissimo Ignazio. Vai Danielone. No. Fischia, arbitro, fischia. Andiamo a casa, andiamo ai quarti, Beppe. E si va ai quarti di Olimpici. Olimpiadi. Ragazzi, ecco il tabellone. La prossima sarà Italia-Germania. Poi l'Argentina distrugge il Camerun 4-1 e l'Olanda batte l'Ungheria 2-1. Quindi Italia-Germania e Argentina-Olanda il quarto di finale di sinistra, mentre a destra l'Ucraina perde incredibilmente con Sudafrica, quindi Sudafrica e Belgio batte la Spagna ai rigori. Quindi Sudafrica-Belgio il primo quarto e l'altro è Brasile-Uruguay. 2-0 per il Brasile sul Ghana, 1-0 dell'Uruguay sull'Israele. Ma incredibile, una tra Belgio e Sudafrica andrà in semifinale. Pazzesco, questo è il torneo olimpico, ragazzi. Un saluto dal Comendone e adesso primo turno del tennis. Ciao! Vai raga, iniziamo col torneo di tennis olimpico. Ragazzi, faccio solo il singolo perché il doppio non posso fare. Cioè o lo faccio con tipo l'italiano e un altro magari scarso di un'altra nazione, però cioè, secondo me ha poco senso perché comunque non sono tanti i tennisti. Quindi a sto punto facciamo solo il torneo singolare maschile e femminile, anche se però femmine non so se ci sono donne nel gioco. In quel caso potrei farlo con un'italiana, anche se non è italiana, cioè chi se ne frega. Però intanto il singolare maschile lo faccio sicuro. Se piace questo è il sorteggio, speriamo bene. Vai. È molto duro, ragazzi, perché il livello di difficoltà è massimo e Seppi è il più scarso del gioco. Vai. Bravo. Merda, qua mi frega. 0-15. Vabbè. Dai. Bravo, serve in volley. E vai che si gode. E che almeno ai quarti voglio arrivare. Bravo, dai Seppi. Scusate se parlo poco, ma sono concentrato. Voglio arrivare ai quarti almeno. Sì, ho fatto solo un set da 4 game perché non voglio essere troppo lungo. 15-30. Ok. 30 pari. Il servizio è fondamentale, cioè, è troppo fondamentale. Bravo, bravissimo Andreas. Merda, mi ha preso in controtempo. Parità. Fallo. Merda. Bello questo, vi prego. Bravo.
Qua probabilmente arriva alla fine. Ancora invece. Riesco ancora a tenere botta, ragazzi, incredibile. E chiudi. No, adesso mi girano i coglioni però. Ma non è possibile, non è possibile, non è possibile! Oh niente, cioè, non finisce mai, partita infinita. Per poco. Bravo. Dai, salva anche questa. Salva anche questa. Vantaggio Seppi. Dai. E si salva. Gioco Incredibile match. Incredibile match. 3-3. Non ci voglio credere. No, ma non è possibile, però non è possibile, non è possibile, non esiste, non esiste. Non esiste che il computer le salva quasi sempre tutto. Che il doppio fallo, sono un coglione. Fare un doppio fallo adesso mi merito di perdere. Bravo. 15-30. Sto prendendo molti rischi, ragazzi. 15-40. Ancora doppio match point. Ah no, non è match point. Eh no, ho sbagliato un coglione. Posso ancora andare al tie break. Dai, salvala, salvala, no? Salvala. Dai, cazzo. Cagata. Prensami il punto. Che punto pesante. Questo è veramente pesante, ragazzi. È pesantissimo. Dai, che almeno lo porto al tie break. Break contro break. Ciao. Triplo breakpoint. Incredibile, guarda che partita, fiori, partita veramente da Wimbledon, Devo stare calmo adesso. Dai che forse ho io. Dai. Bravo! No! Che male che l'ha tirata! Questo era il punto del tie break, non ci credo. Questo sì però. Ciao. Tie break. Servizio Seppi. Devo usare anche bene il colpo quello là. Dai, Seppi, metti, ma sarebbe importantissimo partire col piede giusto. Ah, che brutto. Dai, sì! Sì, comandone, sì. Servizio Pass. Come sprecare il super colpo. E invece forse no. Non ci credo, cosa ha salvato? Non può No, madonna. Ho sprecato il super colpo, cazzo. Speriamo di metterlo lo stesso. Anche se metto il punto non l'ho sprecato, se invece
Perdo il punto, so cazzi miei. Sì! Dai che voglio volare ai quarti, voglio volare ai quarti. Anche nel tennis. Aia. Beh, certo. Servizio Seppi. Vai Seppi, bravo. 3-1. Mamma mia che vicini che siamo. Bravo, no, proprio centrale. Proprio centrale, no. Bravissimo, 4-1, ok. Servizio As. Mettimela. È un rigore, sì. Sto dominando il tie break, cacchio. Bravissimo. Bravo. Sto bravo qua tedescone. Servizio Seppi. Bravo. Match point. Match point. Sono riuscito a eliminare 4 match point dell'avversario. Vediamo se al primo riesco a portarla a casa e arrivare ai quarti. Dai ragazzi. Una partita che era già persa. 4 match point ho annullato. Dai. Chiudila, chiudila! No, ma... no. Ha annullato il primo match point. Cazzo. Sì! E si va ai quarti. Si va ai quarti, ragazzi. Raga, chiaramente oggi non ci sono state medaglie, quindi il medagliere è come prima, quindi sempre gli Stati Uniti in testa e niente. La prossima giornata invece assegneremo delle medaglie alla ginnastica. Ragazzi, alla prossima. Ciao!